La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. In una splendida giornata di sole, a Sant'Agostino di Albignasego, periferia sud di Padova, si gioca per il primato in classifica nel girone L di seconda categoria, quarta di campionato. Di fronte Sant'Agostino in maglia arancio e il Pionca. Le formazioni: il Sant'Agostino di mister Giuseppe Agostini, quarto Franzoso Vinchesi, Grassetto Pepe Dainese, Fioriello Pavanello Rizzo Grimani Zacca. A disposizione Laudati, Dressadore, Demirai, Desiderà, Jeffy Pangefs, Scarpulla e Forese. Il Pionca di mister Francesco Molinari, Dolcetta Barutta Nalesso, De Marchi Pagin Simonato, Agostini, Prete, Tonello, Maddalozzo, Scarani. A disposizione ancora Gobbin, Agostini Andrea, Giacomini, Brocco, Callegaro, Masiero, Beltramin. Dirige l'incontro il signor Bacci della sezione AIA di Chioggia. Primo minuto. Difesa del Santa allarga, Scarani trova spazio e colpisce, sul fondo. Balla ancora vistosamente la difesa locale sul lancio in profondità. Palla rimessa al centro dove si inserisce Maddalozzo che di sinistro insacca. Pionca in vantaggio. Lanciato sul limite dell'offside, Zacca non riesce ad infilare Dolcetta. Mantiene palla e di sinistro trova la porta, sulla linea un difensore salva. 23esimo, da calcio di punizione il Sant'Agostino trova il gol. Perfetto l'assist di David Grimani per Pepe che insacca. Dopo 15 minuti ripristinata la parità. 25esimo, Maddalozzo finta e tira, ma quarto si distende ed è via. Grimani da fermo, Zacca in acrobazia manda la palla sopra la traversa, non di molto. Palla in mezzo, la difesa del Sant'Agostino libera ma appostato al limite dell'area, Prete di destro non perdona. Pionca di nuovo in vantaggio al 43esimo. Col risultato di 2-1 per gli ospiti finisce il primo tempo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Si fa vedere anche il bomber Agostini dalla distanza. Elio Quarto c'è e stavolta di pugno. Su azione in velocità degli ospiti, Maddalozzo supera il portiere ma trova Pepe sulla linea a salvare miracolosamente. Alla ricerca del pareggio il Sant'Agostino si affaccia in avanti e sembra fatta per Rizzo, ma San Dolcetta salva di piede. Azione lineare del Pionca, da Maddalozzo a Masiero per la corrente Scarani che facilmente sigla la terza rete giallorossa. Al 21esimo, Pionca 3, Sant'Agostino 1. Calcio spettacolo alla mezz'ora, Mattia Agostini oggi a secco, scaraventa sulla traversa, da applausi. Il nuovo entrato Masiero si destreggia sulla tre quarti, fendente micidiale, le dita di Quarto e la traversa gli negano il gol. Sono le dita di Dolcetta a negare invece il gol ai locali 30 secondi dopo. Al limite dell'area si fa spazio Scarpulla ma trova la mano di un difensore. Il fischio dell'arbitro decreta il rigore. Dagli 11 metri rasoiata di Rizzo alla destra di Dolcetta. Sant'Agostino 2, Pionca 3 a 10 minuti dal termine. L'ultima azione della gara è nei piedi di Grassetto. Sant'Agostino, il suo destro, finisce a fil di palo. 4 minuti di recupero non cambiano il risultato, Sant'Agostino 2, Pionca 3. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL.
È con noi Gianni Mazzon, presidente del Pionca. Squadra in salute, 3 vittorie e un pareggio. Sì, dobbiamo dire che siamo partiti bene. Credo che abbiamo ancora, dobbiamo ancora migliorarci, abbiamo degli spazi. La fortuna ci sta anche dando una mano, nel senso che i risultati sono molto importanti in questa fase di campionato, perché attraverso i risultati si acquisisce anche fiducia e maggiore anche, consapevolezza. L'obiettivo della stagione è sempre fare i playoff o c'è anche qualcosa di più? Diciamo che partiamo sempre con l'obiettivo di entrare nei playoff, poi strada facendo, se la stagione ci dirà che magari possiamo competere per maggiori traguardi ce la giocheremo, però l'ambizione è quella di entrare nei playoff. Quindi questo è il messaggio per i tifosi? Sì, anche perché credo che dobbiamo stare con i piedi per terra, abbiamo inserito diversi giovani che provenivano dall'Under e quindi stiamo anche cercando di amalgamare quello che è una vecchia guardia con la gioventù, quindi fare voli pindalici credo che sia fuori luogo. È con noi mister Francesco Molinari, allenatore del Pionca, una gara difficile, dura che avete portato a termine con risultato pieno. Sì, è stata una gara dura, comunque l'avevo detto ai ragazzi ancora prima di iniziare che questa squadra qua aveva fatto 2 vittorie e una sconfitta sul campo del Melaredo, che è un campo difficile per tutti, per cui sapevamo già dall'inizio che non sarebbe stato facile. Loro hanno questo campo piccolo in cui sono bravi a battere le punizioni, calciano in area e ci hanno messo in difficoltà soprattutto in quelle occasioni là. Noi siamo stati bravi all'inizio, dopo abbiamo mollato un pochino, gli abbiamo concesso il pareggio su una punizione regalata da noi inutile. Poi ci avevamo un po' ripreso in mano la partita, però siamo andati anche sul 3-1, dovevamo chiudere, non l'abbiamo chiusa e come al solito quando succede così dopo l'episodio ti condanna, abbiamo avuto l'espulsione, quindi quando siamo rimasti in 10 abbiamo fatto abbastanza fatica. Sembrava che ci fosse un po' più di dinamismo quando è entrato Masiero. Diciamo che è entrato da fresco, per cui è più facile fare la differenza, non è ancora al 100% fisicamente, quindi sta a disposizione, sa che lui ha 25-30 minuti sulle gambe e logicamente gli chiedo di dar tutto quando entra, ma come è normale tutti quelli che entrano dopo devono dare il massimo. Ai nostri microfoni anche Giuseppe Agostini, mister del Sant'Agostino. Partita difficile, ciao Beppe, abbiamo visto qualche gol in questo campo e mi fa piacere, commenta tu la gara. Ma guarda, è stata una buona partita secondo me, loro sono un'ottima squadra, si vede che credo staranno in alto, insomma sarà un campionato di vertice per loro. Noi abbiamo fatto una buonissima partita, loro hanno dovuto sudare parecchio per vincerla, quindi sono molto contento, sono assolutamente contento e credo che se i miei ragazzi sono intelligenti traggono da questa partita delle ottime sensazioni e anche possono capire che il valore e la qualità è discreta, insomma è buona, è buona. Allora, quest'anno ci salviamo un po' prima, andiamo ai play-out, agli spareggi o ci offri qualcosa la nostra di meglio? storia dice che noi faremo fatica come tutti gli anni. L'obiettivo di ogni anno è salvarci senza gli spareggi. Dico ai ragazzi di crederci perché anche oggi hanno dimostrato di essere una buona squadra. Sarà un campionato di grande sofferenza come sempre, ma cerchiamo di essere ottimisti perché credo che ce ne siano i presupposti. Filiberto Pepe, difensore centrale del Sant'Agostino, oggi protagonista per il gol e anche perché ho salvato un gol sulla linea, però purtroppo alla fine abbiamo perso 3-2. È stata una sconfitta a mio giudizio abbastanza immeritata perché comunque abbiamo tenuto testa ad una squadra che teoricamente è strutturata per le zone alte della classifica, abbiamo combattuto ad armi pari fino alla fine, sfiorando il gol ripetutamente anche nonostante fossimo sotto 3-1 ad un certo punto, quindi molti avrebbero mollato, invece noi abbiamo comunque continuato a combattere. Sicuramente è un risultato negativo dal punto di vista del risultato fine a se stesso, però a livello, comunque in prospettiva è sicuramente una partita positiva. Ecco. Raccontaci il gol, è un'azione che avevate studiato in allenamento? Ma onestamente no, noi non proviamo quasi mai le palle inattive perché ci concentriamo su altri aspetti. È stata una bella palla calciata molto bene da Paride e mi sono liberato dalla marcatura del difensore, insomma poi ho fatto gol di testa, insomma. Sono anche abbastanza alto, quindi ho anche sfruttato l'altezza. Complimenti. Grazie, buona serata a tutti.
La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia al supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.